grazie a tutti voi di essere qui oggi così numerosi ad animare questa nostra riflessione e l'approfondimento che faremo grazie ai molti relatori e alle relatrici dei temi che abbiamo posto al centro di questo seminario. Grazie al Sindaco Barberato per il suo bellissimo intervento. Vorrei dirti che se siamo qui oggi non solo per questo luogo veramente bello, ma anche perché Abano è un esempio di buon governo e tu sei riuscito nel corso di questi anni, anche con la recente vittoria amministrativa, a confermare un ruolo guida. Sono sicuro che non starai solamente sul filo senza rete, che otterrai i risultati che avete programmato, a cominciare anche dall'asilo nido grazie alla vittoria del bando. Però hai colto esattamente un punto. Noi siamo qui per migliorare i contenuti e siamo qui anche per migliorare la distribuzione, per migliorare i contenuti, per affinare le nostre parole e anche per cercare di aumentare il consenso del Partito Democratico. E però abbiamo capito che per farlo dobbiamo partire da noi stessi, da ciò che siamo e dai grandi cambiamenti che avvengono in questa regione. Sì, perché hai ragione, siamo in una stagione nuova, in cui sono cambiati molti parametri e c'è bisogno assolutamente di trovare contenuti nuovi e parole nuove. Ed è per questo che abbiamo voluto organizzare questo seminario su geografie e parole del Nuovo Veneto e abbiamo voluto organizzarlo a poco più di 2 mesi di distanza dalle elezioni politiche dello scorso 25 settembre. Di quel risultato non ci siamo nascosti nemmeno per un momento tutte le implicazioni. Sì, il lavoro di rinascita che abbiamo avviato sul territorio in qualche modo sta iniziando a manifestarsi. Abbiamo vinto, come tutti sappiamo, qui ad Abano, ma anche a Padova, a Verona e in altri importanti centri della regione nel corso delle ultime elezioni amministrative, e alle politiche rispetto alle ultime regionali siamo cresciuti di 5 punti, diventando il secondo partito in regione, scavalcando la Lega. Ma è chiaro che la sconfitta elettorale delle elezioni politiche non ce la nascondiamo. L'esito complessivo a livello nazionale ha fatto capire quanto siano profonde le discontinuità da introdurre per ridefinire l'identità e la funzione del Partito Democratico. Una funzione che resta e che sarà decisiva anche per il futuro, perché non c'è un'alternativa credibile senza il Partito Democratico, perché il Paese ha bisogno in questa stagione di una opposizione forte e autorevole per la democrazia stessa, e perché è bastato poco, davvero poco tempo, per rendere evidente quanta differenza ci sia tra vincere le elezioni, magari anche cavalcando qualche proposta del tipo demagogica e populista, e poi governare. Le facili promesse fatte prima del voto dalle forze della maggioranza si sono sciolte o si stanno già sciogliendo come neve al sole. Al loro posto sono emerse approssimazione, demagogia, un'impronta dell'azione di governo marcatamente di destra. Sono questi i tratti che hanno portato come primi provvedimenti ad innalzare i limiti del pagamento in contanti, a strizzare l'occhio ai Novax, a varare un decreto confuso e pericoloso perché potenzialmente liberticida, per poi dopo fare marcia indietro, a produrre esibizioni muscolari sulla pelle di poveri migranti da selezionare, a proposito di parole che sono state utilizzate, il carico residuo, vi ricordate, mentre erano stipati su una nave, e ad infilarci in una polemica sbagliata con il nostro più importante partner a livello europeo, con il rischio di isolare il nostro Paese. Tutte peraltro bandiere identitarie, utili solo a mascherare il vuoto quanto a capacità di affrontare i problemi veri delle persone, dei lavoratori, delle famiglie italiane, la questione energetica, il caro bollette, l'inflazione, il crollo del potere d'acquisto di salari, le aziende che rischiano di chiudere, i posti di lavoro che sono in pericolo. Vedete, la legge di bilancio che è stata presentata è proprio
La dimostrazione di tutto questo è una legge di bilancio che abbiamo definito insufficiente, iniqua, totalmente priva di visione, ed è il manifesto più esplicito di questa incapacità, purtroppo per tutti gli italiani. Ed è per questo che c'è bisogno di un Partito Democratico rinnovato che torni al più presto in salute e che sia in grado di presidiare le principali linee di frattura che oggi attraversano il Paese. Un PD che sia in grado, in questo tempo di opposizione e poi di costruzione di un'alternativa alla destra, di esercitare un ruolo attivo rispetto alla difesa dei valori della Costituzione, ai suoi principi, rispetto alla centralità del lavoro e della sua dignità, a supporto da dare al mondo delle imprese, al governo delle transizioni e alla ricerca di una crescita che sia sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale, e al sostegno, l'ho messo per ultimo ma vorrei metterlo per primo, del nostro sistema sanitario e del nostro sistema scolastico. Se siamo qui, se abbiamo voluto ritrovarci qui in questi 2 giorni ad Abano, è per animare un confronto sulle dinamiche politiche ed istituzionali, economiche e sociali che attraversano la nostra regione. Lo abbiamo voluto fare con alcune delle migliori figure di esperti e studiosi che potevamo coinvolgere, che ringrazio per aver voluto essere qui con noi questa mattina. Con loro ho concordato i titoli delle loro relazioni, poi non ho concordato più nulla. Diranno quello che vorranno e metteranno a disposizione del Partito Democratico i loro consigli, i loro suggerimenti. Abbiamo bisogno di analizzare e capire che cosa sta accadendo nella nostra società e in Veneto, partendo proprio dalla prossimità. È da un po' di tempo che nella lettura dei giornali mi soffermo sempre di più sulla cronaca, perché dice molto di politico rispetto ai classici retroscena e ai dibattiti di posizionamento. Nella cronaca c'è molto di ciò di cui come politica ci dobbiamo occupare. Fenomeni come le baby gang, i femminicidi, la discriminazione di genere sono di grande rilevanza, sono campanelli d'allarme di cui la politica deve accorgersi. Lo stesso vale per il dramma degli incidenti stradali o per le criticità ambientali. Oggi ho visto che la Marmolada riapre, ma i problemi enormi sono ancora tutti lì. Oppure il tema della subsidenza, che è ritornato alla nostra attenzione per la scelta del governo di prevedere nuove trivellazioni anche sul delta del Po. Noi dobbiamo fare lo sforzo come PD territoriale di arrivare prima e di analizzare in profondità ciò che si sta muovendo nel profondo del Veneto. Dobbiamo dotarci di uno stetoscopio per fare una diagnosi, per lanciare le nostre ricette. Siamo dentro al percorso ampio, aperto, inclusivo che porterà alla nascita del nuovo PD e alla scelta di una leadership forte attorno alla quale riconoscersi e ripartire. La politica del resto ha bisogno anche di velocità e richiede questo, e sbaglieremo a sottovalutare un aspetto che piaccia o meno, ma è centrale. Al tempo stesso però io credo che ci sia anche una cosa da riscoprire e valorizzare, e il senso, ne parlava anche prima Vanessa, di essere una comunità unita e solidale dove lo spazio per le diverse posizioni e per l'io legittimamente ci sarà sempre, ma mai a scapito del noi, dell'essere comunità e dei fondamentali ideali comuni che dovranno ispirare la nostra azione. Ideali accompagnati sempre in modo pragmatico e concreto da proposte e programmi che saranno tanto più efficaci quanto saranno il frutto di analisi, riflessioni, chiavi di lettura e di interpretazione come quelle che sono certo verranno fornite dai contributi offerti nel corso di questo seminario. Tante volte abbiamo sentito parlare e usare l'espressione ripartire dai territori. Giusto dirlo, pensarlo, direi che è persino indispensabile. Ora però si tratta di farlo davvero, spogliandoci di qualche atteggiamento di troppo, che magari anche per senso di responsabilità certo ci ha fatto percepire non solo e non tanto come il partito del buon governo, ma anche come il partito della conservazione dell'esistente e di una certa freddezza di fronte al disagio sociale e ai bisogni delle persone. C'è una sintonia da recuperare, da ristabilire con la società, aprendosi a un percorso partecipativo e rigenerativo, unendo quanto più possibile sul piano sia economico che sociale proprio geografie e parole, territorio e idee di cambiamento. I territori sono le persone,
sono le loro storie, le loro vite, le loro ansie, le paure, le speranze. Sono queste che vanno ascoltate, conosciute, studiate, accolte. Ripartire dai territori significa riconoscere la potenzialità di sviluppo, significa vedere le tante eccellenze che ci sono a partire dal mondo dell'impresa nella nostra regione. L'altro giorno siamo stati all'Assemblea degli Industriali, ieri alla presentazione del sistema camerale del Veneto. Ci sono eccellenze di cui davvero dobbiamo tener conto, ma ci sono anche diseguaglianze. Ci sono anche diseguaglianze e cercare quindi di riconoscerle e con responsabilità e serietà, vorrei dire anche con umiltà, di dare a loro delle risposte concrete e credibili, anche con un linguaggio nuovo, semplice, popolare, smettendo di confondere popolare e populista. Ripartire dai territori significa che nessuna possibilità di sviluppo equo e sostenibile può prescindere dalla capacità di muoversi, oltre che sull'asse delle aree metropolitane, ne parleremo credo dopo, anche sull'asse delle città intermedie, dei piccoli centri, delle aree interne, dei luoghi di montagna, e anche riscoprire termini che abbiamo trascurato perché spesso li abbiamo dati per acquisiti e invece non lo erano affatto, e quindi parole. Penso al valore pubblico della cura, della salute delle persone. Il sindaco ha parlato giustamente delle IPAB, quell'emendamento l'abbiamo presentato già noi per riparare a una riforma che per 20 anni la Lega non ha fatto e che pone adesso nelle condizioni di poter intervenire con degli aiuti giustamente per le IPAB, per i disabili, per tutto il Veneto, superando il fatto che quella riforma non è stata fatta, proprio dalla Regione Veneto, che pensa molto spesso di rappresentare un'eccellenza da ogni punto di vista. Penso quindi ad una sanità efficiente in grado di farsi carico di bisogni emergenti. Penso al valore pubblico dell'istruzione, al tema del lavoro, del come conciliare crescita e competitività con diritti e benessere dei lavoratori. Penso al valore della rete pubblica dei servizi, ne parleremo anche oggi, il valore del terzo settore, del privato sociale, declinato in quel principio di sussidiarietà che fa la differenza sui territori per arrivare laddove il pubblico non riesce ad arrivare. Ecco, partiamo da qui, partiamo da tutto questo, anche perché così facendo passerà in secondo piano in modo naturale lo stesso tema delle alleanze, della necessità di privilegiare accordi con questo o con quello, da un lato o dall'altro. Vale ovviamente anche per il PD e per il PD del Veneto. Il mio augurio, il mio impegno insieme a voi è fare in modo che grazie alle riflessioni di questi 2 giorni di seminario vengano gettate basi solide per quelle politiche che ci consentiranno di candidarci con autorevolezza e possibilità di successo alla guida della nostra regione. Partiamo da noi stessi, perché solo definendo noi, ne parleremo poi anche oggi, attraverso le relazioni, la nostra identità politica e territoriale, forte attraverso le nostre parole, poi possiamo anche, ed è questo l'obiettivo più ravvicinato, avviare il confronto e un'interlocuzione con le forze economiche e sociali del Veneto e quindi definire un patto con i veneti di un programma sulla base del quale costruire, guardate, non tanto subito alleanze politiche quanto piuttosto alleanze sociali per affrontare la sfida per la guida della nostra regione. Ecco, io sono stato fin troppo lungo, oggi siete venuti principalmente per ascoltare le relazioni dei nostri esperti, ma volevo dirvi perché abbiamo fatto questo seminario e perché ci crediamo molto, perché continueremo in questa azione anche nei prossimi mesi, perché il Partito Democratico deve tornare ad essere, come quando è nato, una speranza di cambiamento per l'Italia e per il Veneto. Grazie.